Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Screenshot. Questa sera affrontiamo il tema del commercio perché già da una decina di giorni la nostra regione è in zona bianca, alcuni segnali positivi si vedono, mentre invece ci sono anche delle ombre, perché è vero che la ripartenza c'è stata, ma il periodo pregresso sicuramente è complicato, difficile da recuperare. Siamo in compagnia di Alberto Marchiori, presidente di Ascom Pordenone e membro del CESE in Europa, il comitato economico e sociale appunto dell'organismo della UE. Allora, Presidente Marchiori, intanto cominciamo con un segnale di speranza, perché tutto sommato con l'arrivo della zona bianca qualcosa si sta muovendo, soprattutto sul fronte del turismo, soprattutto sul fronte di bar, ristoranti. Sì, sicuramente questa evoluzione positiva riporta speranza, riporta ottimismo nella gente e nei settori più colpiti come quello del turismo, che è stato, devo dire, maltrattato non solo dal virus ma anche da chi come dire, sovrintende alle istituzioni, perché è stato il tutto gestito, a nostro modo di vedere, in modo molto, come dire, artigianale. Detto questo, incominciano a riempirsi i bar, i ristoranti, nelle città turistiche del nostro territorio si vede il pieno, il tutto esaurito, forse anche troppo. Io spero che non si esageri nel liberi tutti come si fece un anno fa. Quest'anno abbiamo il vantaggio di avere i vaccini, però non possiamo scherzare, perché comunque il virus non è sparito e quindi maggiore attenzione da parte di tutti può preservare e dare più sicurezza anche alle attività economiche. Ecco, una delle mosse che insomma, ha influenzato positivamente la ripartenza è l'eliminazione del coprifuoco, che era stato al centro insomma, di particolari polemiche, soprattutto per il settore del turismo. Ecco, quanto ha beneficiato il commercio da questo punto di vista? Ma sotto questo profilo ha beneficiato. Devo dire che il nostro territorio non è un territorio dove si usa fare le ore piccole, cioè a me veniva da ridere quando si parlava di coprifuoco a Pordenone, per esempio. Qui verso le 9 alla sera la città di solito è quasi vuota, a parte il fine settimana, quando i giovani, giustamente, in quanto giovani, vogliono potersi muovere e vivere, eccetera. Il danno era per la ristorazione, perché mettere il rientro alle ore 10, poi alle ore 11, quando una persona doveva consumare il pasto o tornare a casa, insomma, non solo, è il personale che lavorava e che lavora nelle aziende. Quindi diciamo molto dilettantismo nella gestione anche della chiusura, degli orari, eccetera, e speriamo che questo non si debba più ripetere, perché abbiamo dato dei ristori che fanno ridere. Le nostre aziende, la maggior parte, si sono indebitate, speriamo che gradualmente riescano a rientrare, ma non sarà facile, perché la maggior parte si sono indebitate per supportare dei costi eccessivi e per pagare comunque le tasse. Questo è il dramma. Infatti parliamo proprio dei ristori, il decreto sostegni e poi il decreto sostegni bis hanno messo in campo tanti soldi, però in realtà per tantissime richieste, quindi di fatto poi i soldi che arrivano sul territorio sono relativamente pochi. Qualcuno è riuscito a rimanere in piedi, come diceva lei, qualcun altro però insomma fa fatica. Allora, guardi, il tema è come sempre molto variegato. Sono stati dati ristori, tra virgolette, a tutti, anche a quelle aziende che erano già in difficoltà, perché vorrei ricordare che c'era una crisi pregressa che partiva già dal 2008, c'erano molte aziende che erano già di fatto decotte, che non erano salvabili. Allora noi con l'uso, come dire, indiscriminato di queste risorse molto poco sostanziose per chi effettivamente soffriva queste chiusure, e invece
tra virgolette, di sollievo per chi era in fase di chiusura. È stato, come dire, alimentare un malato terminale che sta per morire e tu lo vuoi tenere in vita a tutti i costi. Questo è quello che è stato fatto per alcuni settori, per alcune aziende, che adesso torneranno a chiudere, perché chiuderanno, salteranno anche i licenziamenti. La proroga dei licenziamenti per certi versi è andata bene, ma è un processo irreversibile. Abbiamo fatto fallire delle imprese, quindi i licenziamenti sono andati a farsi benedire perché la proroga non è servita a nulla, e invece per gli altri abbiamo bloccato, come dire, un processo di sviluppo economico che è legato alla crescita e anche alla decrescita in alcuni casi, perché tutta questa evoluzione tecnologica porta in alcuni settori alla riduzione di personale. È sempre stato così nella storia, da quando c'è stata la rivoluzione industriale in poi. Cioè, non possiamo pensare, io capisco i sindacati nel loro ruolo, perché pensare di avere gente che perde il posto di lavoro è per tutti un dramma, soprattutto per chi rappresenta come noi il terziario, che ne viene direttamente gravato, direttamente o indirettamente gravato. Però è anche vero che noi non possiamo far saltare l'economia, dobbiamo pensare a un ricambio anche lavorativo, laddove ci sono dei settori saturi che dobbiamo puntare sulla formazione, sulla trasformazione dei posti di lavoro in nuovi posti di lavoro, perché c'è un'evoluzione continua. Questo vale per tutti, nessuno escluso. Ecco, l'ha citato proprio adesso, insomma, la tecnologia che abbiamo imparato ad usare durante il lockdown e che ha portato anche a un cambio di paradigma per quello che sono i consumi. Molte persone si sono abituati a ordinare i prodotti online, quanto il commercio, che già prima della pandemia era alle prese con questa trasformazione, adesso deve farne i conti però in maniera molto rapida, perché la gente si è anche abituata a comprare, qui magari ci addentriamo più sul campo dell'abbigliamento, delle calzature, di altri beni di consumo online. Come potrà rispondere il commercio a questo? Guarda, il commercio deve rispondere, secondo me, in modo positivo, nel senso che questo lockdown ha messo nelle condizioni anche i più, come dire, tra virgolette, retrivi dal punto di vista tecnologico, di doversi attrezzare anche per le piccole consegne a domicilio, per settori che fino a poco tempo fa, come quello alimentare, non avevano queste necessità. E quindi è stato un po', tra virgolette, il risveglio della bella addormentata per i nostri imprenditori, i microimprenditori soprattutto, non tutti. Anche se il Friuli Venezia Giulia sta dando segnali di maggior, come dire, attenzione per questi strumenti tecnologici. Detto questo però, noi non possiamo, anzi dobbiamo favorire lo sviluppo tecnologico, l'innovazione, ma dobbiamo sicuramente, ed è quello che stanno cercando di fare il famoso G7, mettere una tassazione che vada a colpire le rendite parassitarie delle grosse multinazionali che trovano terreno facile, hanno la sede nei paradisi fiscali, i nostri pagano le tasse, loro non pagano alcunché. Si parla di porre un 15% di tassazione fissa, ecco, ma allora ragazzi, delle due l'una, se questa è la tassazione che vogliamo mettere per mantenere certi equilibri a queste multinazionali al 15%, perché non la mettiamo anche ai nostri imprenditori al 15%? Punto di domanda. Cioè, dobbiamo fare in modo che, io non entro nel merito della riforma fiscale in un modo anziché nell'altro, ne parleremo a tempo debito, ma se
Questo è l'orientamento. L'orientamento non può ancora una volta discriminare la micro e la piccola e media impresa, per cui noi non combattiamo l'innovazione, non combattiamo l'e-commerce e anzi diciamo ben venga l'e-commerce per fare come dire, crescere le nostre aziende, per avere un ulteriore bancone, per avere altre idee, ma vogliamo essere messi nelle stesse condizioni della multinazionale, che poi fa finta di fare beneficenza. Ecco, questo non va assolutamente bene. Sul fronte dei consumi, sicuramente i soldi in tasca agli italiani, tra virgolette, non mancano, perché naturalmente chi ha risparmiato in questo anno di pandemia sono andati meno al ristorante, si sono comprati meno vestiti, insomma i soldi sono da parte, però c'è un po' di preoccupazione nello spenderli, perché naturalmente il futuro è incerto. Ecco, un messaggio da lanciare anche ai cittadini affinché insomma facciano girare un po' l'economia in maniera un po' più significativa, senza il timore di quello che verrà. Sì, si parla di circa 180 miliardi in più nelle casse delle banche da parte dei nostri risparmiatori, e questo va da sé, non potevamo uscire, non potevamo spendere. Adesso però è giunta anche l'ora di come dire, dare una mano al nostro paese, dare una mano ai negozi di vicinato, a quelli che ci hanno salvato durante il lockdown, a quelli che ci danno quotidianamente un servizio, e questo lo possiamo fare tornando a spendere. È vero, c'è anche stato per certi versi un certo blocco psicologico, su alcuni settori si è speso di più, sull'alimentare ovviamente, d'altronde noi italiani abbiamo il palato fine, amiamo la cucina, ecco, quindi abbiamo speso di più in modo diverso, stando a casa, ma dobbiamo tornare a spendere nei negozi di abbigliamento, negli accessori, nel campo orafo devo dire che c'è stata una leggera riduzione, ma non più di tanto. Gli elettrodomestici hanno tenuto, quindi non tutti i settori hanno subito danni, perché molti di questi erano aperti, vorrei ricordare, non tutti erano chiusi. Quindi dobbiamo tornare a mettere mano al portafoglio. Il settore della casa, per esempio, è un settore che non ha avuto restrizioni, non solo grazie al super bonus, ma grazie anche alla volontà, soprattutto dei giovani, dei trentenni e non, di voler comprare la casa. E sappiamo bene che la filiera della casa poi porta benefici a tutti, perché è il settore del mobile, elettrodomestico, eccetera, eccetera. Il super bonus probabilmente non sarà più un percorso d'ostacoli come ci è stato presentato, perché noi in Italia creiamo delle agevolazioni che apparentemente sono tali, ma poi in realtà diventano delle trappole. Probabilmente la situazione viene sbloccata, speriamo anzi che ci sia una proroga. L'edilizia è sicuramente un veicolo, un volano importante per tutta l'economia, perché da sempre trascina molti settori. Ecco, quindi io spero che i nostri italiani poi favoriscano anche l'Italia come luogo di turismo, anche perché abbiamo, diciamocelo con grande orgoglio, il nostro è uno dei più bei paesi sotto il profilo morfologico, culturale, enogastronomico, tutti ce lo invidiano, probabilmente non lo sappiamo vendere bene, non ci siamo ancora ben attrezzati con le infrastrutture, siamo molto carenti sotto questo profilo. Vorrei ricordare che ci sono paesi che hanno Inezie come patrimonio culturale e riescono a fare 2 o 3 volte il fatturato che facciamo noi con un patrimonio inestimabile. Ecco, quindi vorrei che ci fosse magari il nuovo partito, l'Italia si sveglia. Ecco, questo mi piacerebbe usarlo come slogan. Eh sì, allora di questo e di altro continueremo a parlare con il Presidente Marchiori subito dopo la pubblicità. A tra poco.
Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia del presidente di Ascom Pordenone Alberto Marchiori. Lo diceva nella prima parte, l'importante è adesso cominciare a spendere, insomma, che l'Italia in un certo senso si risvegli. Da questo punto di vista in arrivo anche il PNRR, uno strumento fondamentale che metterà un sacco di soldi, non gratuitamente, ricordiamolo, a debito per il nostro territorio, ma che è un'opportunità da sfruttare in modo totale. Come secondo lei? Da sfruttare in modo totale, innanzitutto facendo delle riforme serie e abbattendo quei muri di burocrazia che noi abbiamo e che istintivamente portiamo anche nelle nostre aziende e nelle nostre associazioni. Tutti siamo vittime di questa mentalità. La burocrazia è un ostacolo ormai alla crescita, è un ostacolo all'attrattività per il nostro paese. Molti imprenditori stranieri non vengono perché non vogliono intraprendere iter burocratici come quelli italiani, non vogliono intraprendere cause legali all'infinito, perché il nostro paese è dotato di un sistema giudiziario estremamente come dire, arcaico, che crea tutti i problemi di cui siamo a conoscenza. Per cui noi riteniamo che sia il momento della svolta di utilizzare questi fondi dopo aver fatto le riforme o contemporaneamente e soprattutto di utilizzarli per le finalità che ci siamo prefissi, cioè quella di raggiungere entro il 2030 degli step di risparmio energetico, di inquinamento, per arrivare all'eliminazione totale nel 2050, obiettivo che l'Europa si è posta in modo strategico, trainando anche altri paesi, fra cui gli Stati Uniti, che adesso con la nuova presidenza pare si stiano allineando. Questi denari del PNRR sono stati destinati a queste tematiche, fra cui il tema della digitalizzazione, ambiente, verde, risparmio energetico, rigenerazione urbana. Ecco, sotto questo profilo io penso che sul tema della rigenerazione urbana, per esempio, si debbano aggiungere anche altri ulteriori fondi, perché le nostre città, i borghi, sono i contenitori di tutte le tematiche sulle quali l'Europa si sta lanciando. E allora, se questi sono i contenitori, questi contenitori vanno agevolati. Bisogna che riportiamo le attività, non dobbiamo pensare solo ai muri, all'arredo urbano, dobbiamo pensare ai settori culturali, artigianali, commerciali, imprenditoriali che vanno a insediarsi all'interno di queste città nel rispetto dell'ambiente e dei consumi. Allora l'Europa, l'Italia si è già mossa. È stato appena uscito un grande bando con i fondi del PNRR di circa 2 miliardi e 800 milioni. Mi pare, non vorrei sbagliare la sigla, si chiami Pinqua il bando che è stato fatto. A cui hanno partecipato molti dei comuni d'Italia. Questi fondi avranno ovviamente una percentuale maggiore per le città del sud, come è stato detto sin dall'inizio, e però anche qua vorrei ricordare alle amministrazioni comunali e al nostro mondo, ma un po' questo lo dico anche alle altre associazioni, che diventa strategico su queste tematiche che il nostro mondo ci sia nel collaborare per la realizzazione di progetti, perché porta e dà maggiore punteggio alle stesse amministrazioni. Vorrei ricordare uno dei comuni che ha partecipato, il settore lavori pubblici, il comune di Pordenone, il quale se avesse colto l'opportunità avrebbe avuto 10 punti in più, tanto per fare un esempio. Sotto questo profilo noi faremo anche insieme ad ANCI, proprio per spingere le amministrazioni, ma le nostre associazioni, a contribuire, ad aiutare anche le amministrazioni più piccole che non hanno maestranze sufficienti per sostenere certi impegni anche di natura progettuale, a collaborare. E faremo un webinar proprio il 24 giugno dalle 10 alle 12
su un altro bando che si chiama Urbact, portando degli esempi importanti. E questi sono solo alcune delle cose che si possono fare. Altre fonti su queste tematiche l'Europa le mette a disposizione. Non dimentichiamo anche la programmazione 21 e 27, i famosi fondi for FES che vengono dati alle regioni. Anche qui ci sarà una parte per il territorio. Quindi la regione stessa ha fatto una legge regionale che guarda con attenzione a tutto questo settore. E quindi è il momento in cui anche il mondo della rappresentanza, insieme alle amministrazioni, alleanza strategica fondamentale, si svegli. Noi dobbiamo renderci conto che oggi fare sindacato di impresa significa cambiare pelle, significa dare ai nostri delle opportunità, ai nostri associati delle opportunità di crescita, di innovazione e soprattutto favorire lo sviluppo delle città dove le nostre attività vivono, perché sono al servizio della collettività. Quindi tenere vive le città è un obiettivo strategico. Questi fondi sono una risorsa importante per favorire questa strada che noi abbiamo imboccato già da parecchi anni e con grande orgoglio lo possiamo dire ancora di più nella nostra città a Pordenone. Ecco, per quanto riguarda l'estate che arriva e già ci proiettiamo verso l'autunno, che scenario intravede lei? Abbiamo detto prima ci sono le vaccinazioni che sono uno strumento fondamentale oggi, la campagna sta andando avanti non velocissima, si devono raggiungere numeri più importanti anche in Friuli Venezia Giulia per un'immunità di gregge, però la campagna sta comunque funzionando. Lei crede che per l'autunno saremmo coperti, più tranquilli o ci sono ancora delle preoccupazioni sia dal punto di vista sanitario che economico? Guardi, io confido che gli italiani siano più savi dei loro governanti o di chi è preposto a dare indicazioni in materia sanitaria, perché troppi discorsi, troppa confusione è stata fatta in questo periodo. È bastato il caso di qualche morto che poteva essere evitato molto probabilmente per creare ulteriore confusione. Quindi noi dobbiamo piangere, come dire, una ragazza che è recentemente morta, alla quale ci accomuniamo alla sua famiglia per questo lutto che poteva, a nostro modo di vedere, essere evitato. Chiediamo a chi è proposto al settore a stare zitto, perché se stanno zitti fanno meno disastri. Chiediamo alle regioni di essere più compatte, il nostro Presidente Federica che le coordina, questo come dire, guazzabuglio fra Stato e Regioni non porta vantaggi per nessuno, la gente è disorientata e chiediamo agli italiani, ai nostri cittadini, a questo punto scegliete, ma verrà facile scegliere, utilizzare i vaccini meno rischiosi, ma vaccinatevi, non ascoltate i Novax. I morti ci sono stati e per fortuna grazie ai vaccini non ce ne sono più, si sono ridotti quasi a zero, 1, 2, 3 casi di male gestione che hanno portato a delle perdite non possono giustificare la non vaccinazione. Ultima battuta con il Green Pass, perché ormai ci siamo, questo documento che ci dovrebbe dare la possibilità anche di spostarci all'estero e questo dovrebbe favorire naturalmente il turismo. Il suo parere su questo certificato verde? Io sono uno dei massimi sostenitori del certificato verde, questo perché deve mettere in sicurezza tutti coloro con i quali noi abbiamo a che fare, i luoghi di lavoro, nei paesi esteri, nel nostro paese e dappertutto, e soprattutto per chi svolge attività con cui sono a contatto con tante altre persone. Stiamo parlando della vita degli esseri umani. Mettere a repentaglio la vita degli esseri umani
è una grande responsabilità e chi lo fa rinunciando al vaccino, io penso che, scusate, sia un incosciente e lo Stato, se non vuole mettere l'obbligatorietà del vaccino, come ha fatto per altri vaccini, deve trovare delle soluzioni per cui sia impedito a chi non si vaccina di frequentare certi luoghi pubblici, se non con una apposita certificazione. Grazie allora al Presidente Alberto Marchiori per essere stato con noi questa sera. Finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è per domani sera.